Corriere Imprese Nord-Est, lunedì 10 novembre 2025. Il tempo sospeso della maternità, il caso Maggie Care e il social freezing. Sapere intuire bisogni latenti in anticipo e trasformarli in sistemi di offerta concreti sta alla base della creazione di nuove imprese. Lo sanno bene quelle che fanno social freezing e soddisfano il crescente bisogno di preservare la fertilità nel tempo per ragioni non mediche, erogando servizi in tutte le fasi cliniche e biologiche del processo. Maggie Care è una startup veneta che si inserisce in questo settore, ma che intercetta un bisogno differente e complementare, quello di saperne di più sul proprio orologio biologico. Fuori dagli schemi. Maggie Care è un'impresa fuori dagli schemi. Non entra nella sfera della salute riproduttiva con un nuovo servizio medico, ma trasforma un tema clinico in una sorta di fertility journey, in una esperienza di consapevolezza e di autodeterminazione in vista di una maternità differita. Young Mi Moon la definirebbe come una breakaway brand, una realtà che non compete dentro la categoria, ma che la ridefinisce. Maggie Care, infatti, sposta l'orizzonte dalla fertilità alla libertà di scegliere il proprio tempo. Non offre una soluzione tecnica, ma un nuovo modo di pensare alla relazione tra corpo, carriera e vita personale. Non compete con la realtà di social freezing in senso clinico, ma ne è complementare. Femtech e welfare. Il target di Maggie Care è duplice. Da una parte ci sono le giovani donne che vogliono realizzarsi sul piano professionale senza rinunciare alla maternità ed esprimono una domanda di servizi ad hoc per pianificare scelte personali di carriera, allentando almeno un po' i vincoli dettati da biologia e organizzazione del lavoro. Dall'altra ci sono le imprese interessate a riconoscere questa esigenza come parte del benessere professionale, fino ad includerla nei pacchetti di welfare aziendale. In questo senso, un servizio di Femtech abilita soluzioni di nuova generazione che integrano salute e tecnologia, aprono inedite politiche per attrarre e trattenere le persone più qualificate ed esigenti, ampliano i benefit di parità di genere, aggiungendo qualcosa ai tradizionali formazione e congedo parentale. Libertà ed etica. Il dilemma etico del tempo biologico esteso colloca Maggie Care in una zona di confine tra libertà e condizionamento. È vero che il social freezing restituisce controllo su un aspetto della vita finora governato dalla biologia e che ha influito in modo pesante sul pieno accesso delle donne al mercato del lavoro. Tuttavia, questo tipo di servizio rischia di restare accessibile solo alle professioni qualificate inserite in imprese strutturate, lasciando escluse molte lavoratrici e aumentando le disuguaglianze. È un problema reale da gestire con le politiche pubbliche per la famiglia e la genitorialità.